Buonasera, bentrovati col notiziario di Prealpina.it che apriamo col furto avvenuto questa mattina all'alba a Villa Cocca, rinomato locale sul lungolago di Gavirate. Il ladro si è introdotto alle 6:48 e in 15 minuti ha svuotato la cassa e poi sradicato la cassaforte portandosela via. Il colpo è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, come era successo di recente al Galpa Beach, altro locale della zona, dove il malvivente aveva portato via il denaro contenuto la sera in cassa. Potrebbe esserci un collegamento tra i due furti. Maggiori approfondimenti si possono leggere su prealpina.it. E ora il delitto di Cairate. Verranno celebrati sabato i funerali di Andrea Bossi, ucciso nella sua abitazione con una coltellata alla gola. Il servizio di Veronica De Riu, le immagini di Agenzia Blitz. Dice tutto l'emoticon del cuore spezzato usata da Tino Bossi per annunciare la data del funerale del figlio Andrea, il 26enne ucciso con una coltellata alla gola nel suo appartamento a Cairate nella notte tra il 26 e il 27 gennaio. E ancora caccia al killer, mentre il funerale del giovane impiegato che aveva studiato per fare l'orafo è fissato sabato mattina 3 febbraio. Sarà celebrato nella chiesa parrocchiale di San Gaudenzio a Fagnano Olona alle 10:30, preceduto dal rosario alle 10. Il comune, guidato da Marco Barofio, sta predisponendo l'ordine pubblico e si pensa di chiudere parzialmente la circolazione al traffico. Ci saranno la polizia locale, protezione civile e carabinieri. Saranno presenti anche il sindaco Baroffio e il sindaco di Cairate, Anna Pugliese. Intanto e caccia appunto l'assassino, gli inquirenti coordinati dalla Procura della Repubblica e Busto Arsizio continuano le indagini anche alla luce dei dettagli emersi dopo l'esame autoptico eseguito lo scorso martedì. E spostiamoci a Luino, dove oggi è avvenuto lo sgombero della palazzina Ferrotel. L'intervento è stato eseguito da carabinieri e polizia locale. Vediamo il servizio. Su ordinanza della questura di Varese è stata sgomberata questa mattina a Luino la palazzina denominata Ferrotel, un tempo di proprietà delle ferrovie. Impegnati nelle operazioni carabinieri e polizia municipale. I locali, oggi in capo dei privati, un tempo erano adibiti a dormitorio per i dipendenti della ferrovia, poi sono stati utilizzati da alcuni sbandati. Lo stabile è in un'area adiacente alla stazione ferroviaria piuttosto buia e nascosta. Nella struttura questa mattina erano presenti un uomo e una donna, sono stati accompagnati all'esterno dalle forze dell'ordine. Rilevata immondizia ed un allacciamento abusivo alla fornitura di energia, trovati all'interno un termosifone, un fornelletto e delle motoseghe. Una ditta incaricata ha infine chiuso tutte le finestre e gli ingressi con della lamiera imbullonata. Varese, proteste in via Adamoli e nel comparto delle stazioni per il degrado. Il servizio. Riflettori ancora puntati sul comparto delle stazioni. Oggetto delle segnalazioni dei cittadini è il degrado. Dopo via Como, di cui si è parlato anche nel Consiglio di Quartiere 5, questa volta a suscitare allarme è via Adamoli, il cui stato di degrado può essere ricondotto all'estremo abbandono in cui versa un edificio, quello che fa angolo con via Casula. Nella zona si trovano di tutto, rifiuti, angoli utilizzati come latrine a cielo aperto, materassi e giacigli di disperati, bottiglie rotte. C'è anche una grossa buca che costituisce un pericolo per le automobili. E rimaniamo a Varese per un'altra protesta che riguarda il Campo dei Fiori. È una protesta per la soppressione della navetta dei bus. Ci spiega tutto Bart Barazzanetti, le immagini di Agenzia Blitz. Gli abitanti del Campo dei Fiori sono sul piede di guerra e infatti è stato soppresso per 2 giorni il piccolo autobus che collega Sacromonte appunto con il Campo dei Fiori. La soppressione è stata fatta nei giorni di giovedì e venerdì.
in sostanza per consentire ad altri autobus di raggiungere la fermata di valle della funicolare, quindi per un bisogno di uomini e mezzi per affrontare l'apertura anche il giovedì e il venerdì della funicolare. Gli abitanti sono solo una quarantina, ma sono preoccupati che questa soppressione sia un pochino l'antipasto di una soppressione del servizio pubblico anche nei giorni successivi della settimana. Ha trascorso una vita nei Vigili del Fuoco, prestando la sua opera in occasione delle grandi calamità, dal terremoto dell'Aquila a quello dell'Umbria. Da oggi è in pensione e ha ricevuto l'abbraccio dei colleghi. Lui è l'ispettore antincendio Vincenzo De Filippis. Vediamo il servizio. Una vita con i Vigili del Fuoco, ora la fine della corsa per raggiunti limiti di età. La pensione e l'abbraccio dei colleghi. Vincenzo De Filippis è stato una colonna dei Vigili del Fuoco di Varese, ispettore antincendio esperto, membro di una famiglia legatissima al corpo dei Vigili del Fuoco, ha seguito le tracce del padre Aldo, così come hanno fatto i fratelli Michele e Gennaro. È partito dalla base come ausiliario e ha scalato le posizioni diventando funzionario grazie a capacità, competenza e spessore umano, offrendo il suo contributo in occasione di tutte le maggiori calamità che hanno colpito l'Italia, dall'Aquila all'Umbria. Negli ultimi 7 anni è stato capo nucleo sommozzatori della Direzione Regionale Lombardia a Milano. E ieri l'ultima timbratura e il saluto affettuoso dei colleghi, colmo di ammirazione e riconoscenza. Ora da Marco Croci le anticipazioni delle notizie che troverete sul giornale in edicola domani. Sì, grazie Pasquale. Mistero sulla scomparsa del 55enne Francesco Pirillo, originario di Fagnano Lona, di cui non si hanno più notizie dal 1 gennaio scorso. A lanciare l'appello a chi l'ha visto ieri sera è stato il figlio Riccardo, che appunto da un mese non ha più notizie del padre. E a questo tema sarà dedicato un ampio spazio sul giornale di domani. Spazio poi alla sanità. Nel Saronnese mancano ben 10 medici di base, con tutto ciò che ne consegue in termini di disagi. I sindaci del territorio sperano che con le nuove case di comunità la situazione possa migliorare. E sport, domani si aprono i mondiali di nuoto di Doha, in particolare nel nuoto artistico sarà protagonista Susanna Pedotti, stellina della Busto Nuoto, che gareggerà nel singolo e anche nel duo mixed con la star Giorgio Minisini. E sulla prealatina di domani infine anche ampio spazio con il nostro speciale lavoro, 6 pagine dedicate a chi offre o cerca un'occupazione. Grazie a Marco Croci, chiudiamo con lo sport basket, battuta d'arresto per Varese, sconfitta in Olanda in FIBA Europe Cup, il servizio di Giuseppe Sciascia. Un passo indietro, tanto inatteso quanto innegabile, che rischia di compromettere il suo futuro europeo. La sconfitta esterna dell'Italium sul campo di Leiden condanna la formazione di Tom Bielazeschi a legarsi ai risultati degli altri nell'ultima giornata del Top 16 di FIBA Europe Cup. Non servirà soltanto espugnare il campo dei romeni di Oradea, dove comunque c'è un fattore ambientale piuttosto importante, ma anche sperare che lo ZZ, che nei confronti di cui Varese ha uno 0-2, non espugni il campo del Chemnitz nell'ultima giornata. Una Varese tornata ai livelli pre-Magnon e Spencer, che passandosi poco la palla, solo 11 assist, tirando male da 3 punti col 29% e difendendo poco. Dopo un effimero più 11, il cattivo impatto della panchina e una partita povera di contenuti agonistici e soprattutto atletici, cose che sono in contrasto con i dettami del Moriball, hanno condannato Varese a una sconfitta sicuramente evitabile. E questa è l'ultima notizia, vediamo appuntamento col TG di domani alle ore 19.